noi, in questa Repubblica del Maluento, una Repubblica che tutti si punta riendi, merda su manco, e non credi che invece di avere, siamo in questa Repubblica, proprio noi. E se io domandando, io ho fatto come Mictao, poi da Ragoli, su di noi, tutto stato su, poi da Vigari. Mezza gente no, ma deve piegare questa regione a me, no, non è questa regione che deve piegare questo. Poi questa regione arriva a un certo punto, arriva ad un'altra a governare, chi vuole cambiare benissimo questa destinazione di ogni razza cosa. Mentre invece chi deve avere un nostro popolo, come sta punendo esatta televisione più o meno, €1 per isola, e se io subito noi a mezzo, più 700.000 immigrati, ponendo €100 su di noi per fare tutto. E ti ho in questo, che andiamo. Po tempo, po secoli e secoli e secoli, poi vendi s'isola. S'isola deve essere incontaminata come te, in modo che sia il patrimonio di tutti gli stati e di tutte le persone che amano questa natura. Questa è una delle spaghe perle ancora in tutto il Mediterraneo, anche non c'è un domo, non c'è nulla, è incontaminata e ci deve lavorare. Poi ti srevidi a tutta questa gente di questa zona, poi ti deve diventare un ritrovo internazionale e deve bene i turisti, poi la di B, poi ti appunto 81 metri di terra, con tutte scalette bellissime, con rocce, con scoglio che basta migliaia e un bracello sui correnti, è tutto gusto. Perciò questa battaglia che si può andare innanzi non è fatta in nessun modo personale, è semplicemente si deve riappropriare come popolo, non come cosa, come istituzione. Poi questa regione sarda è una regione sarda sul beneficio dell'Italia. Questa pragida non pragida è la Repubblica del Maluento. Sadros e sadrigerdas, se potete dire di terriaici, mandedo franco, poi tra il nostro internet, che si muove via internet su sito Repubblica del Maluento, noi dobbiamo SIBA, sul costo di questa banca e tutte queste cose che se le mandai $1, un marco, una sterlina o un scellino su Chiolesi, però mandato, punto. Ci saluto, su presidente teorico, Dottor Imam.